Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommasi, istruttore WISP. Vi do il buongiorno e benvenuti ad una nuova lezione del progetto La Salute di Casa, progetto della WISP per il quartier San Paolo. Iniziamo anche oggi con i nostri utenti dal vivo, con un bel riscaldamento partendo in piedi, cercando una bella posizione stabile e iniziando a scaldare la parte superiore del corpo e quindi i movimenti del collo. Primo esercizio, volgeremo lo sguardo e gireremo la testa prima da un lato e poi, sempre mantenendo le spalle rilassate e frontali, andremo a guardare dall'altro lato. Continuiamo questo movimento lentamente, così da evitare fastidi come giramenti di testa o vertigini. E un po' alla volta, osservando sempre di più lateralmente, portando bene il mento sopra alla spalla. Un ultimo movimento e possiamo tornare con lo sguardo frontale. Continuiamo i movimenti del collo osservando prima su verso l'alto, volgendo lo sguardo alle fronde degli alberi e poi lentamente giù, guardiamo a terra per poi rialzare lo sguardo e continuare questo movimento. Di nuovo muoviamo la testa lentamente, cercando poco alla volta di aumentare l'ampiezza di questo movimento. E quindi andiamo a guardare su verso il soffitto, un punto verso l'alto, allunghiamo i muscoli del collo davanti e poi guardiamo giù magari tra le punte dei piedi, facendo scendere il capo e allungando i muscoli posteriormente. Facciamo ancora qualche movimento, magari provando, quando guardiamo giù verso il basso, avvicinare bene il mento verso il petto. Bene. Possiamo tornare con lo sguardo frontale, riprendere bene una posizione stabile e concludere i movimenti del collo con una circonduzione. Lo sguardo e il capo partono quindi guardando verso l'alto e scendono lateralmente, compiono un giro. Lo sguardo si sposta giù verso il basso, dall'altro lato salendo. Ecco che con la punta del naso disegniamo un cerchio davanti a noi. Facciamo attenzione a questo movimento che, se fatto troppo velocemente, può darci un fastidioso senso di vertigine, quindi lo facciamo sempre con calma, lentamente, e dopo 2 o 3 giri in un verso proviamo a cambiare giro e quindi completiamo l'esercizio con qualche rotazione nel verso opposto. Sentiamo come si sgranchisce bene il collo e magari anche un po' scrocchia. Bene, di nuovo sguardo frontale, c'è bisogno di riprendere un po' l'equilibrio, la testa dà un po' fastidio, anche il caldo non aiuta, ci prendiamo un attimo per fermarci e poi scendiamo lungo il corpo con il nostro riscaldamento, andiamo ad attivare le spalle, la muscolatura delle spalle, lo facciamo con dei movimenti liberi e anche poco ampi delle spalle, possiamo muoverle verso l'alto, verso il basso, in avanti, indietro. Si tratta solo di attivare un pochino la muscolatura e muovere delicatamente le spalle. Un po' alla volta possiamo aumentare l'ampiezza di questo esercizio e lo facciamo portando le mani vicino alle spalle e muovendo i gomiti come riferimento. Ecco che possiamo, con i gomiti che partono verso il basso, muoverli posteriormente, andare ad aprire bene il petto e poi, continuando a ruotare, salire su verso l'alto.
Scendiamo con i gomiti davanti per tornare alla posizione iniziale e compiamo un altro giro. All'inizio sarà un movimento breve, quindi che col gomito va a disegnare un piccolo cerchio di fianco a noi. È il primissimo esercizio che stiamo facendo per le spalle, quindi partiamo con molta calma e un pochino alla volta lasciamo il tempo necessario al nostro corpo di abituarsi e di scaldarsi. Se ce la sentiamo possiamo aumentare un pochino l'ampiezza di questo movimento e quindi fare più attenzione quando saliamo posteriormente ad aprire bene il petto, portare i gomiti verso l'alto e quando scendiamo in avanti avvicinarli tra di loro. Aumentiamo gradualmente, sempre ascoltando e rispettando il nostro corpo e le sensazioni che ci manda. Se sentiamo molta rigidità, continuiamo a fare un movimento breve con l'obiettivo di scaldarsi in questo momento. Ok, andiamo a sciogliere un po' le spalle, rilassiamo le braccia, le portiamo giù verso il basso, qualche movimento libero, per poi concludere questo esercizio riportando le mani sulle spalle e di nuovo il movimento dei gomiti, questa volta invertendo il verso, partendo con i gomiti che puntano giù verso il basso, li spostiamo in avanti e poi verso l'alto. Ecco che andiamo ad aprire e scendere posteriormente, movimento contrario a quello che stavamo facendo prima. Ripetiamo. Compiamo un altro giro, ripetiamo questo movimento. Possiamo prestare particolare attenzione al momento in cui i gomiti salgono, vanno verso l'alto e poi come se ci stessimo stiracchiando andiamo ad allargare e scendere posteriormente. Sempre senza esagerare, lasciamo il tempo e lo spazio al nostro corpo di abituarsi. E un po' alla volta sgranchiamo le spalle e guadagniamo un po' di mobilità. Ancora qualche movimento. E possiamo rilassare adesso spalle, braccia, andare un po' a muoverle, a sgranchirle. Continuiamo sempre a livello delle spalle, sempre per muovere e scaldare le braccia, un braccio alla volta così da poter guadagnare più spazio, lavorare con un'ampiezza più grande. Mano aperta, braccio disteso lungo il corpo, lo facciamo salire dietro di noi, bello disteso fino a raggiungere un punto in alto sopra la testa, per poi scendere col braccio in avanti. Ecco, stiamo facendo un esercizio bello ampio, completo, cerchiamo con la mano di disegnare un bel cerchio di fianco a noi. Se avessimo un pennello staremmo facendo come con un compasso, staremmo disegnando un bel cerchio. Possiamo tranquillamente muovere le spalle per accompagnare il movimento, quindi portare la spalla dietro quando il braccio è dietro, su verso l'alto e poi ruotare un pochino in avanti quando il braccio scende davanti. Ancora qualche giro. E rilassiamo. Sciolgo e cambio braccio di nuovo, uguale. Salgo dietro, vado su verso l'alto e scendo davanti. Col braccio disteso, la mano aperta, di nuovo vado a cercare una bella ampiezza, un movimento bello ampio e con la spalla accompagno il movimento del braccio e quindi ruoto un pochino in avanti. Vado giù basso, apro dietro, la spalla indietreggia un pochino, volgo il fianco su verso l'alto. Dall'alto scendo in avanti, arrivo giù e salgo dietro. Okay. Scendo e rilasso la spalla. Sgranchisco un pochino, liberamente. E continuiamo il riscaldamento attivando la parete addominale, lo facciamo con una bella base
di appoggio stabile, possiamo anche divaricare un pochino di più i piedi rispetto a prima in modo da essere ben fissi a terra, e iniziamo sempre lentamente a ruotare sia il capo che le spalle, tutto il busto lateralmente. Volgiamo lo sguardo prima alla nostra destra e poi lentamente torniamo indietro, passiamo per la posizione frontale e volgiamo lo sguardo alla nostra sinistra. Le spalle ruotano insieme al capo, giriamo tutto il corpo, andiamo un po' ad avvitarci. Possiamo utilizzare anche la respirazione per guidarci in questo esercizio, ci aiuterà. Se noi ruotando buttiamo fuori l'aria, contraiamo bene gli addominali, ci permette di girare un pochino di più. Poi rivolgendo lo sguardo frontalmente, rilassiamo e inspiriamo, per poi continuare il movimento, buttare fuori l'aria, andare a girare e contrarre un po' gli addominali. Rilasso quando torno indietro e torno frontale. Ruoto, butto fuori l'aria, torno frontale, inspiro, aria dentro. Ruoto, aria fuori, torno frontale, aria dentro. Ancora qualche movimento, proviamo a ruotare bene, buttiamo fuori l'aria e guardiamo con lo sguardo dietro di noi, così da aumentare in questi ultimi movimenti l'ampiezza dell'esercizio. Ruoto bene, lo sguardo va alle mie spalle, contraggo bene gli addominali e butto fuori l'aria. Ultimo. E torno. Ok. Possiamo mettere le mani sui fianchi, andiamo a mobilizzare il bacino e lo facciamo con un primo esercizio in cui oscilliamo delicatamente prima da un lato e poi dall'altro. Gli addominali sono già stati attivati, adesso si tratta di sgranchire un po' l'articolazione che lega il bacino alla colonna. Ogni movimento, che facciamo sempre delicatamente, ogni movimento ci permetterà di guadagnare un po' di spazio. Partiamo sempre con attenzione, ascoltando il nostro corpo. Più ripetiamo l'esercizio, più i muscoli si allenteranno e ci permetteranno di oscillare un pochino più a lato, quindi fare un movimento un po' più ampio. Non serve avere fretta, non serve voler accelerare questa fase, prendiamoci il tempo che ci serve. Probabilmente da un lato sarà più facile, oscilleremo senza problemi, dall'altro magari sentiamo più rigidità muscolare, il fianco probabilmente ci tirerà indietro un pochino prima. Completiamo questo esercizio aggiungendo a un'oscillazione laterale anche un'oscillazione frontale, per cui dal lato muoviamo il bacino in avanti per passare poi dall'altro lato e tornare passando dietro. Ecco che il movimento diventa un po' più complesso, un po' più ampio ed è di nuovo simile a un cerchio che stiamo disegnando sopra i nostri piedi. Quindi col bacino ruotiamo, spostandoci di lato, in avanti, dall'altro lato e poi dietro. Come per gli altri esercizi, adesso invertiamo il verso così da completarlo. Giriamo essenzialmente dall'altro lato, mantenendo lo stesso esercizio ma invertendo il giro. Insalata. Mangiare insalata spesso fa bene al nostro corpo e sotto diversi punti di vista. Le insalate con lattuga e rucola e altre verdure verdi sono ricche di fibre e contengono pochissimi grassi. Un valido aiuto nella lotta al colesterolo e un alleato in più contro la stipsi. Inoltre l'assorbimento di fibre induce un senso di sazietà, così si mangia meno e non si rischia di ingrassare. Ultimi movimenti e torniamo su verticali. Iniziamo a muovere un pochino anche le gambe, i piedi, qualche piccolo passo sul posto. Tutti gli esercizi che facciamo in piedi possono sempre essere fatti
anzi consiglio di farli con una sedia o con un appoggio vicino. La maggior parte degli esercizi saremo fermi e stabili, l'equilibrio probabilmente non mancherà. Adesso che iniziamo a lavorare muovendo i piedi, facendo qualche passo, cerchiamo di avere sempre un sostegno a portata di mano per utilizzarlo nel caso in cui perdiamo un po' l'equilibrio o anche semplicemente per avere più sicurezza toccandolo. Lavoriamo sempre con le gambe, un piede alla volta, e lo facciamo scegliendo una gamba, sollevando il tallone, mantenendo la punta a contatto con il terreno. Il ginocchio che è venuto in avanti lo utilizziamo come riferimento e lo portiamo all'interno, chiudendo un pochino la gamba verso l'altra e poi allargandolo, quindi aprendo con il ginocchio all'esterno. E continuiamo questo movimento alternando una chiusura all'interno e un'apertura all'esterno. Ok, rilassiamo pure la gamba, andiamo a sciogliere un po' e cambiamo lato. Quindi anche sull'altro piede sollevo il tallone, la punta resta a contatto con il pavimento e il ginocchio si apre all'esterno e poi chiude all'interno. E ripetiamo questi due movimenti. Anch'essi un po' alla volta potranno essere fatti diventare un po' più ampi, quindi col ginocchio possiamo andare a chiudere bene o aprire bene all'esterno, sempre con gradualità. Un ultimo movimento e cambiamo nuovamente la gamba. Torniamo a quella di partenza, solleviamo di nuovo il tallone, la punta resta appoggiata a terra. Questa volta non è più il ginocchio il nostro riferimento, ma è la caviglia. Portiamo il tallone quindi esternamente per poi farlo scendere verso il pavimento e risalire internamente. Ecco che la caviglia in questo modo fa un bel lavoro ampio, una circonduzione. All'inizio sarà un po' di che tende, se non la usiamo, come tutte le articolazioni, a rigidirsi un po' e quindi richiederà un po' di tempo per essere sgranchita, magari scrocchi anche, ma ripetendo l'esercizio un po' alla volta dovremo sentirla più sciolta e quindi poter fare un movimento più fluido e magari anche un po' più ampio. Prima di cambiare lato invertiamo il giro, quindi sempre con riferimento al tallone, entriamo col tallone alto, entriamo all'interno, scendiamo e poi apriamo all'esterno. Stesso movimento, abbiamo invertito il giro. Ok, sciolgo un po' la caviglia e cambio piede per concludere la sequenza. Di nuovo punta a terra, tallone sollevato, che scende esternamente, passa vicino al pavimento e sale internamente. Di nuovo diamo il tempo alla caviglia di sgranchirsi, di sciogliersi, in modo che il movimento un po' alla volta diventi fluido. Di nuovo andiamo a invertire il giro, quindi portiamo il tallone verso l'alto, questa volta scendiamo internamente, passiamo vicino al pavimento e saliamo all'esterno. Bene, come stiamo facendo con le caviglie, stiamo andando a sciogliere l'articolazione. Adesso riprendiamo una posizione verticale, finiamo di sgranchire un po' se serve
le gambe con qualche piccolo movimento e completiamo il riscaldamento con l'ultima articolazione che andiamo ad attivare nel nostro corpo, che è quella dei polsi. Per farlo, 2 esercizi molto semplici. Nel primo mettiamo le mani davanti a noi aperte come se fossero appoggiate su un piano e andiamo a ruotare il polso portando le dita prima all'esterno in modo che indichino le pareti esterne che abbiamo in casa e poi al contrario le facciamo ruotare in modo che vadano all'interno e le dita si puntino tra di loro. Continuiamo questi 2 movimenti concentrandoci sul polso, poi si muoveranno anche i gomiti, si muoveranno anche le spalle, ma il nostro obiettivo è quello di lavorare sul polso andando a indicare con tutte le dita prima all'esterno e poi all'interno. Possiamo sciogliere delicatamente qualche piccolo movimento e poi andiamo a mettere una mano dentro l'altra e così ci aiutiamo per flettere prima un polso e poi l'altro. Possiamo aggiungere anche un piccolo movimento laterale così da anche in questo caso andare a disegnare dei cerchi con il movimento dei polsi. Sempre con attenzione, sempre movimenti attenti e delicati. Ancora gli ultimi giri e poi rilasciamo le mani e andiamo a sgranchire e sciogliere mani e polsi. Continuiamo questo riscaldamento aumentando un pochino l'intensità e facendo dei movimenti più ampi. Torniamo velocemente sulle spalle, riprendiamo una buona base di appoggio e lavorando sulla mobilità proviamo ad allargare entrambe le braccia a fianco del corpo e poi muovendole assieme farle salire davanti a noi per poi proseguire su in alto e sempre con entrambe le braccia proviamo ad aprire bene su verso l'alto e poi scendere posteriormente o lateralmente come riusciamo. Le raccogliamo di nuovo in basso davanti al corpo e ripartiamo. Entrambe le mani su verso l'alto, cerchiamo di raggiungere una posizione in alto e poi apriamo bene scendendo posteriormente. Attenzione al movimento dall'alto verso il basso. Se abbiamo dei fastidi, dei problemi alla spalla, possiamo interrompere questo esercizio o farlo con le mani un po' più basse rispetto alla testa. Questo perché nel momento in cui il braccio si trova molto in alto e la spalla è in questa posizione, potrebbe dare fastidio. Soprattutto chi magari ha avuto un infortunio o un'operazione alla spalla, rimanga sempre in ascolto e esegua il movimento all'interno delle sue possibilità. Ultimi giri, cerchiamo se possiamo di fare un movimento bello ampio. E rilassiamo, andiamo a sciogliere le braccia e le spalle. Di nuovo un esercizio per attivare la muscolatura del bacino, delle torsioni come quelle di prima ma con un'attenzione in più. Ora, dopo aver fatto la rotazione, proviamo a fermarci il tempo di fare anche solo una respirazione sul posto per poi tornare indietro, quindi di nuovo stabili sui piedi, leggermente divaricati, andiamo a ruotare le spalle e il capo da un lato, volgiamo tutto il petto al lato destro, in questo caso ci fermiamo nella posizione in cui siamo arrivati e facciamo una respirazione completa, quindi aria dentro e aria fuori, per poi tornare lentamente alla posizione frontale e ruotare dall'altro lato.
Una bella rotazione, andiamo a girare sia le spalle che il capo, guardiamo dietro e quando arriviamo in posizione ci fermiamo e facciamo un bel respiro completo. E torno frontale. E ripetiamo. Ruoto, giro bene, con lo sguardo guardo le mie spalle, aria dentro, aria fuori e poi posso tornare. Se riusciamo facciamo lento anche il movimento in cui raggiungiamo la posizione. Poi quando ci fermiamo, una bella respirazione profonda, come dal dottore. Ancora 2 o 3 ripetizioni da un lato, un bel respiro e torno e dall'altro. Ruoto, un bel respiro profondo e torno. Ok, posso rilassare, mettere le mani sui fianchi per prepararsi al prossimo esercizio. Se serve riprendere anche un po' di fiato. L'obiettivo era lavorare un po' di più con la parete addominale, quindi sentire maggiormente questa muscolatura. Lavoriamo sia con la parete addominale che con quella dorsale che con le spalle in questo esercizio. Andiamo a svincolare un braccio dal corpo, lo portiamo su lentamente all'altezza della spalla per poi proseguire, andare in alto sopra la testa. Adesso che siamo già un po' caldi possiamo provare a oscillare, quindi superare la verticale con il braccio andando a incrociare un pochino per poi tornare giù sempre lentamente e riportare il braccio la mano sul fianco. Cambiamo lato. Di nuovo, braccio disteso, salgo lentamente lungo il fianco, vado su, porto la mano sopra la testa e poi supero la verticale, mi inclino un pochino, allungo bene e ritorno, sempre con il controllo del braccio che non cade ma viene accompagnato fino a raggiungere il fianco. Cambio di nuovo, salgo, raggiungo la verticale, mi inclino un po' senza esagerare e torno, controllando il movimento. Ultima volta anche dall'altro lato, salgo, raggiungo la verticale, la supero, inclino un pochino e torno. E giù. Continuiamo, rilassiamo un po' le spalle nel frattempo e continuiamo a lavorare sull'ampiezza del movimento. Sempre un braccio alla volta, partiamo questa volta col braccio disteso in alto, lateralmente e con attenzione lo abbassiamo incrociandolo, lo facciamo muovere in diagonale verso il ginocchio opposto. Quindi una leggera torsione, ci avviciniamo con la mano al ginocchio e poi torniamo indietro e di nuovo su, in alto, ad aprire, magari allarghiamo un po' anche la spalla, guardiamo con lo sguardo la mano e di nuovo giù. Scendiamo in diagonale, la mano va verso il ginocchio e poi si rialza e apre su in alto lateralmente. Ancora un movimento. Se riusciamo con la mano andiamo a toccarlo il ginocchio, quindi pieghiamo un pochino anche la schiena, ruotiamo bene, poi su, apriamo bene, apriamo la spalla, guardiamo in alto e un pochino indietro, ultimo movimento a chiudere, se riusciamo andiamo a toccare il ginocchio e poi torniamo su e rilassiamo il braccio. Insalata. Mangiare insalata spesso fa bene al nostro corpo e sotto diversi punti di vista. Le insalate con lattuga e rucola e altre verdure verdi sono ricche di fibre e contengono pochissimi grassi, un valido aiuto nella lotta al colesterolo e un alleato in più contro la stipsi. Inoltre l'assorbimento di fibre induce un senso di sazietà, così si mangia meno e non si rischia di ingrassare. Mano sul fianco e cambiamo. Quindi questa volta col braccio, nel mio caso sinistro, si parte col braccio aperto in alto, direzione ginocchio opposto, se non serve toccarlo.
poi si sale sempre in diagonale col braccio che si alza e si apre in alto e posteriormente, per poi di nuovo scendere sempre in diagonale. Avviciniamo la mano al ginocchio opposto, iniziamo a ruotare un pochino e piegare la schiena in questo esercizio, e qua su nuovamente, guardando la mano, guadagniamo un po' di spazio, apriamo anche, e di nuovo giù. Scendo, provo a avvicinarmi un pochino di più al ginocchio, magari lo tocco con le punte delle dita e torno. Quando salgo provo ad aprire bene la spalla, magari anche un po' posteriormente, con lo sguardo seguo la mano e scendo di nuovo, avvicinandomi al ginocchio, quindi piego un pochino anche la schiena e poi torno su. Facciamone un ultimo bello ampio in apertura e poi in chiusura, scendendo con la mano, andando a toccare il ginocchio opposto, e poi verticali, rilassiamo sia la mano che il braccio, la spalla, andiamo a sgranchire un pochino. Tornando ai movimenti per le gambe e i piedi, eseguiamo adesso qualche piccolo passo in avanti e indietro. Alterniamo quindi il movimento della gamba destra che avanza, un passo piccolo, basta appoggiarlo davanti all'altro piede, e poi torna indietro sul posto, e un passo con la sinistra, di nuovo un passo piccolo che ci permette solo di spostarci leggermente e tornare sul posto. Continuiamo ad alternare destra e sinistra con un piccolo passo avanti e ritorno sul posto. Lavoriamo adesso sulla sensibilità dei piedi, quindi essenzialmente sull'equilibrio. Cerchiamo di appoggiare bene il piede, sentire l'appoggio di tutta la pianta nel momento in cui dobbiamo tornare indietro, e andiamo a spingere. Cerchiamo sempre l'equilibrio, il controllo del movimento. Proviamo adesso ad aumentare un pochino l'ampiezza del passo, così da rendere l'esercizio un po' più intenso e anche un po' più difficile. La sedia, ricordo, è sempre a portata, possiamo averla anche sempre di fianco e a contatto per darci stabilità. Basta toccarla per avere una sensazione di sicurezza. E andiamo ad ampliare un pochino il passo, lo facciamo un po' più lungo. Ci spostiamo quindi più in avanti e poi torniamo sul posto. Di nuovo attenzione all'equilibrio, quindi ogni passo deve essere controllato, e prima di tornare indietro devo essere sicuro di essere in equilibrio. Allora spingo e torno sul posto. Di nuovo, una volta che sono in equilibrio, posso cambiare piede, avanzare, sentire la stabilità sulla pianta del piede e tornare sul posto. L'obiettivo principale di questo esercizio è lavorare sull'equilibrio. Nel frattempo stiamo anche facendo dei movimenti che attivano la muscolatura. Ok, ultimo passo e torniamo sul posto. Andiamo a sciogliere un pochino, quindi muoviamo leggermente i piedi da fermi. Di nuovo lavoriamo sul posto, una gamba alla volta. Lo facciamo sempre con un aiuto, un supporto della sedia. Quello che proviamo a fare adesso è staccare il piede da terra e sollevare leggermente piede e ginocchio davanti al corpo, per poi scendere e invertire, anzi cambiare la gamba e di nuovo portare ginocchio e piede su davanti al corpo. Alterniamo il movimento della gamba destra a quello della gamba sinistra in una marcia sul posto. Di nuovo poniamo l'attenzione prima di tutto all'equilibrio. Ogni volta che il piede scende dovremo spostare il peso sulla gamba che rimane a terra, e allora, quando siamo ben bilanciati, solleveremo l'altra gamba. Non è necessario farlo velocemente, quanto farlo con attenzione, controllando il movimento. Di nuovo lavoriamo sull'equilibrio, ma allo stesso tempo attiviamo la muscolatura non solo degli arti inferiori, non solo delle gambe, ma anche in questo caso degli addominali e
dei dorsali della schiena. Ancora qualche movimento, sempre senza fretta, sempre con attenzione all'equilibrio. E stop, mi fermo. Sgranchisco un po', riprendo la stabilità e adesso andiamo a lavorare su un arto alla volta con dei movimenti lenti e, se riusciamo, anche ampi. La sedia ci viene sempre in aiuto e andiamo ad eseguire un passo in avanti un po' più ampio rispetto al solito, quindi allarghiamo bene anteriormente, cerchiamo di avere comunque l'equilibrio sui piedi, la sedia è sempre a portata, è sempre un riferimento, e adesso che siamo leggermente divaricati proviamo a spostare un pochino il peso in avanti piegando il ginocchio, quindi aumentando il peso sul piede che sta davanti, e poi torniamo indietro e riportiamo il peso sul piede che sta dietro. Perfetto, e cambiamo di nuovo, ci spostiamo un po' in avanti, peso davanti e poi indietreggiamo, peso indietro. Continuiamo a muoverci con attenzione, sempre facendo attenzione, quindi avendo come primo obiettivo l'equilibrio, ma spostando il peso prima sul piede davanti e poi sul piede dietro. Facciamo questo movimento lento così da poterlo controllare e così anche da poter lavorare sulla muscolatura in modo tale da allenare bene la forza. Ancora qualche movimento, bene in avanti, peso tutto sulla gamba davanti e poi dietro sulla gamba dietro. Ultimo. E torno verticale su, dritto coi piedi pari. Sgranchisco un po', probabilmente iniziamo a sentire la muscolatura delle cosce soprattutto che lavora, quindi prendiamoci qualche secondo per rifiatare e ci prepariamo a ripetere l'esercizio cambiando il lato. Se prima ho avanzato il piede destro, adesso porto in avanti il piede sinistro, faccio un bel passo, sempre con un supporto così da avere l'equilibrio nel caso in cui mi senta instabile, e mi sposto col peso in avanti caricando il piede che si trova davanti e poi indietro col peso sul piede che sta posteriormente, e di nuovo oscillo in avanti e indietro. Faccio un movimento lento, lo faccio controllato, cerco prima di tutto l'equilibrio e poi provo a cambiare proprio il peso, la posizione del peso spostandolo da un piede, quello davanti, al piede dietro. Le gambe sono sempre leggermente piegate, soprattutto se facciamo un passo molto lungo. Ancora qualche movimento. Vado bene in avanti, tutto il peso sul piede davanti, vado bene indietro, tutto il peso dietro, ripeto e torno su con i piedi pari. Ecco che facendo un movimento ampio e lento lavoriamo sulla forza qui delle gambe, delle cosce. Ci prendiamo di nuovo qualche secondo per rifiatare, se c'è bisogno possiamo sgranchire le gambe scuotendo un po' il ginocchio, scuotendo un po' i muscoli della coscia, possiamo aiutarci anche con la mano, prima da un lato e poi dall'altro, o andiamo a muovere la gamba o con la mano ci aiutiamo, scuotiamo un po' i muscoli della coscia. Continuiamo con questo tipo di esercizi, la sedia ora la teniamo davanti al corpo. Questo perché il movimento sarà laterale.
Cerchiamo quindi di divaricare un pochino i piedi, aprendoli. È sufficiente anche portarli all'ampiezza della sedia, o leggermente più larghi, non serve aprirli molto. E da questa posizione proviamo, proprio come abbiamo fatto prima, a spostare il peso prima su un piede, nel mio caso il destro, e poi lentamente torniamo su e spostiamo il peso sul piede sinistro. E cambio di nuovo. Di nuovo, attenzione all'equilibrio, la sedia mi aiuta a mantenere la stabilità e attenzione al controllo del movimento, quindi lo facciamo lentamente, non c'è fretta, non c'è bisogno di correre. Andiamo giù da un lato, tutto il peso sulla gamba sinistra e poi lentamente trasliamo, torniamo su e scendiamo e portiamo il peso sulla gamba destra. Il ginocchio si piega un pochino, accoglie il nostro peso e poi, come una molla, ci riporta su, ci restituisce la forza e ci fa tornare su dritti in piedi. Controlliamo quindi sia il momento in cui scendiamo e pieghiamo il ginocchio che il momento in cui risaliamo. Per farlo il movimento deve essere lento. Ancora qualche ripetizione. Ottimo. E torno su, riporto i piedi vicini in modo da tornare su. E adesso concludiamo la lezione con qualche esercizio che faremo però seduti, così da riposare un po' anche le gambe. Prendiamo posto sulla sedia, abbiamo lavorato con gli ultimi esercizi molto sulla muscolatura delle gambe, in particolare delle cosce. Per questo facciamo un brevissimo esercizio di automassaggio, per cui con i palmi delle mani o con il polso andiamo a premere e spingere giù lungo la gamba. In questo modo andiamo a sciogliere, aiutiamo la circolazione del sangue, quindi anche il recupero della fatica muscolare sulle cosce. Ok, lavoriamo un po' sulla mobilità facendo un esercizio che ormai conosciamo. La posizione è comoda sulla sedia, quindi ci permette di essere stabili ma anche di avere possibilità di muovere le gambe. Per questo motivo siamo leggermente staccati dallo schienale. Quello che facciamo è andare una gamba alla volta a sollevare il piede e appoggiarlo esternamente. Se riusciamo lo facciamo senza aiutarci con le mani, così da aumentare un pochino lo sforzo e l'intensità a livello degli addominali. Poi torniamo indietro e ripetiamo con l'altra gamba. Sollevo il piede e lo appoggio esternamente alla sedia e torno e alterno gamba destra e gamba sinistra. Più il movimento del piede è ampio ed è alto, più impegnativo è l'esercizio. È come se stessi scavalcando un piccolo ostacolo che si trova davanti a me. Se decido di scavalcare un ostacolo alto e quindi sollevare molto il piede, farò molta fatica, sarà molto impegnativo. Se decido di scavalcare e quindi sollevare poco il piede perché l'ostacolo è basso, farò meno fatica. Scegliete un'altezza dell'ostacolo immaginario che vi permetta di fare questo esercizio con un minimo di sforzo ma senza fastidi. Ancora qualche ripetizione. E andiamo a concludere portando entrambi i piedi davanti al corpo. Ok. Sempre per un lavoro muscolare ma anche e soprattutto in questo caso di ampiezza del movimento. Insalata. Mangiare insalata spesso fa bene al nostro corpo e sotto diversi punti di vista.
Le insalate con lattuga e rucola e altre verdure verdi sono ricche di fibre e contengono pochissimi grassi, un valido aiuto nella lotta al colesterolo e un alleato in più contro la stipsi. Inoltre l'assorbimento di fibre induce un senso di sazietà, così si mangia meno e non si rischia di ingrassare. Lavoriamo sulle caviglie portando i piedi leggermente davanti al corpo, in modo che i talloni siano appoggiati naturalmente, le punte siano libere di muoversi, e alterniamo, concentrandoci sulla caviglia, un movimento in cui spingiamo le punte lontano dal corpo e poi al contrario le tiriamo su e le avviciniamo il più possibile a noi, tenendole su dritte verso l'alto. E di nuovo giù, allontano, spingo in fuori e poi su, avvicino le punte al corpo e ripeto. Cerchiamo un movimento dell'ampiezza massima, ma le caviglie le abbiamo già scaldate, già attivate, dovremo riuscire a fare il movimento senza particolare difficoltà. Cerchiamo quindi le posizioni più estreme, diciamo, quindi più distese possibile e più racchiuse possibile. Si può fare con le gambe distese, mantenendo i piedi sollevati da terra, ma anche con i piedi appoggiati. È un po' meno impegnativo. Ok, sciolgo, rilasso, riprendo la posizione, posso muovere un pochino i piedi sul posto così da aumentare la circolazione e lavorare adesso su movimenti ampi, quindi di allungamento. Iniziamo proprio dal bacino con un esercizio simile a quello di prima, ma che questa volta facciamo passivamente. Non vogliamo lavorare tanto sugli addominali e con le gambe, ma quanto sulla ampiezza del movimento e sul rilassamento muscolare. Per cui ci aiutiamo con una mano e andiamo a prendere il ginocchio per aprirlo e allargare lateralmente la sedia. Cerchiamo una posizione ampia che ci permetta di percepire un po' di allungamento all'interno della coscia, ma che non sia fastidioso. Se siamo molto mobili, col palmo possiamo premere sull'interno del ginocchio per allargare ancora un po'. Allargo e mantengo la posizione. Cerco quindi un allungamento e poi lo mantengo sempre respirando. Faccio 3 respirazioni profonde e poi, sempre con l'aiuto della mano, riporto il ginocchio e il piede davanti al corpo e cambio lato. Gamba sinistra, allargo bene di fianco alla sedia, se serve col palmo spingo un po' all'esterno così da aumentare l'allungamento del muscolo interno alla coscia e mantengo la posizione con 3 respirazioni profonde. Per 3 volte, quindi inspiro, faccio entrare l'aria e poi espiro, butto fuori l'aria. Sempre con la mano, quando ho finito le 3 respirazioni, mi riaccompagno al centro e lo ripeto ancora una volta questo esercizio. Cambiamo lato, allarghiamo bene, se riusciamo anche un pochino di più rispetto a prima. Quindi proviamo a guadagnare 1 centimetro, basta anche poco. Cerchiamo quella sensazione di allungamento muscolare e spingiamo col palmo il ginocchio all'indietro. Manteniamo la posizione respirando profondamente, cercando di rilassare la muscolatura. Se ci viene da trattenere il fiato, andare in apnea, ricordiamoci di riempire bene i polmoni di aria e poi lasciare che l'aria esca. E dopo 3 respirazioni accompagniamo con la mano il ginocchio e il piede davanti a noi e concludiamo con l'ultima ripetizione della gamba, nel mio caso sinistra. Allargo bene, ricerco una posizione di allungamento e la mantengo rilassando attraverso la respirazione. Bel respiro profondo, aria dentro e poi esce naturalmente. Ogni volta che butto fuori l'aria
il corpo si rilassa un po' e ci permette di allungare la muscolatura. Di nuovo accompagno la gamba e torno frontale. Rimaniamo sempre sulla muscolatura degli arti inferiori con l'allungamento. Mi sposto quindi leggermente di fianco alla sedia, in modo da avere una gamba, quella che si trova al centro davanti, che ci sostiene, ci dà bene l'equilibrio, mentre quella più esterna, che è libera di muoversi, indietreggia un po'. Il piede lo faccio pian pianino saltellare o spostare all'indietro, in modo che il ginocchio scenda verso il basso, stando a fianco alla sedia. Più il ginocchio scende giù verticalmente, più si allungano i muscoli della coscia, muscoli che abbiamo utilizzato prima durante gli esercizi in cui spostavamo il peso da un lato e dall'altro. Di nuovo mantengo la posizione di allungamento respirando. Bei respiri profondi se possibile. E poi, per uscire dalla posizione senza sforzare con i muscoli della gamba, mi posso aiutare con una mano accompagnando il ginocchio o il piede e tornando seduti centralmente alla sedia. Continuo lo spostamento, quindi cambio lato, mi devo sedere leggermente spostato dall'altro lato. Di nuovo il piede che si trova più centrale mi sostiene, sta fisso davanti, mentre il piede che si trova lateralmente pian pianino si porta all'indietro, stando di fianco alla sedia, e il ginocchio scende giù verso il pavimento. Di nuovo, più il ginocchio scende verso terra, più la posizione è di allungamento per il muscolo della coscia. Di nuovo mantengo la posizione facendo 3 bei respiri profondi. Ricordo di respirare, quindi inspirando, riempiendo i polmoni e poi lasciando che l'aria esca naturalmente. Quando ho finito, vi accompagno con la mano la gamba per non sforzare muscolarmente, torno seduto composto. Proviamo a rimanere sempre sugli arti inferiori con il nostro allungamento. Rifacciamo un esercizio non facilissimo di allungamento. Ci spostiamo con il bacino in avanti, avvicinandoci al bordo della sedia, non troppo, evitiamo di sbilanciarci che rischiamo di cadere fuori dalla sedia. Avremo di nuovo una gamba che resta piegata, col piede ben in appoggio, l'altra la possiamo distendere in avanti, con il tallone che tocca la punta sollevata. Scendiamo leggermente col busto in avanti, andando con la mano a scendere lungo la gamba nella direzione del ginocchio, o se riusciamo un po' più giù della caviglia. La gamba piegata ci sostiene e il peso rimane tutto da questo lato. La gamba distesa invece si allunga, dovremo sentire la tensione dietro al ginocchio e dietro alla coscia. Scendiamo fin dove riusciamo, non è necessario toccarsi la caviglia o la punta del piede, basta anche prendere il ginocchio e manteniamo la posizione respirando. È una posizione un po' scomoda, ci vuole pratica per riuscire a stare bene in modo efficace. Concentriamoci sempre sulla respirazione, quindi ricordiamoci di fare dei bei respiri profondi. E per risalire da questa posizione ci spingiamo un pochino con le mani sulle gambe in modo da non sforzare la muscolatura. Torniamo con i piedi pari e ripetiamo dall'altro lato. La gamba che prima era distesa adesso sta piegata, ci dà sostegno, la gamba invece che era piegata si distende. Il tallone è in appoggio a terra, la punta è staccata, sta verso l'alto e scendo con la mano andando verso il ginocchio o anche più giù verso la caviglia. Anche in questa posizione il peso è sostenuto dalla gamba piegata, mentre la gamba distesa si allunga. Dovremo sentire di nuovo la
tensione muscolare dietro al ginocchio, quindi posteriormente rispetto alla coscia. Manteniamo la posizione sempre respirando e come prima non è necessario andarsi a toccare la punta del piede o la caviglia, è sufficiente anche il ginocchio. Ognuno ha la sua misura in questo esercizio. 3 belle respirazioni e poi, come prima, sempre andiamo a spingerci con le mani su e torniamo seduti. Diamo tempo per fare ancora un ultimo esercizio. La posizione questa volta è seduta occupando tutto lo spazio che la sedia ci concede, quindi belli stabili, gambe i piedi leggermente divaricati, quindi che non si toccano tra di loro, sono un po' separati, mani sulle ginocchia e lentamente scendiamo in avanti con il busto per allungare la schiena. Lo facciamo sostenendo il peso sempre del busto con le mani sulle ginocchia e quando arriviamo ad appoggiare il petto possiamo scendere, svincolare le mani, andare con le mani, con le braccia, con le spalle giù verso il pavimento. Ci proviamo a rilassare anche se la posizione è un po' scomoda e lasciamo che il peso del corpo ci allunghi, quindi le mani scendono e vanno verso terra, le spalle tendono a scendere, anche queste cadono, il capo si rilassa e va giù. Più riusciamo a rilassare in questo movimento, lasciarci cadere verso terra, più si allunga tutta la schiena. Ecco che in questa posizione diventa particolarmente importante respirare, ricordarsi di fare dei bei respiri profondi e anche se siamo un po' compressi, un po' scomodi, cerchiamo di fare un bel respiro, riempiamo bene i polmoni, buttiamo fuori l'aria. E lo ripetiamo, sempre provando a fare respiri profondi. Ogni volta che l'aria esce, sentiamo il rilassamento di tutto il corpo. Per uscire da questa posizione, mi raccomando, portiamo prima di tutto le mani sulle ginocchia e una volta che le mani sono ben stabili ci stiamo verso l'alto, quindi sono le mani che spingono il busto e lo fanno risalire fino a tornare su dritti. Prendiamoci un secondo, che rialzarsi può sempre dare un po' fastidio alla testa, può darci qualche giramento e quindi prendiamoci pure un secondo per rifiatare. Questo era l'ultimo esercizio conclusivo della lezione di oggi. Io vi ringrazio i nostri atleti